Riapre una parte della IML di Casarza Ligure, parte del piazzale e la stamperia torneranno in attività da lunedì. Questa mattina l'ordinanza firmata dal sindaco, alcuni dipendenti potranno tornare al lavoro. Fate conoscere Gesù ai vostri figli che, anche se piccoli, così il vescovo apprende in cattedrale alle celebrazioni di Nostra Signora dell'Orto. Durante l'offerta dei fiori è stato consegnato ai bambini un piccolo Vangelo. Concerto omaggio a Nostra Signora dell'Orto ricordando il 150° dalla morte di Gioacchino Rossini. Lunedì 2 luglio la tradizionale esibizione dell'Orchestra Chiavari Classica e delle voci soliste. Apertura straordinaria del Museo Diocesano a Chiavari per le feste di luglio. Tra le numerose opere d'arte sacra anche un dipinto dell'Annunciazione e una statua dell'Immacolata. I giovani non sono un problema, ma devono essere inseriti come parte attiva nella comunità in cui vivono. L'analisi del pedagogista Andrea Marchesi al seminario Narrazioni. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura ci occupiamo della fabbrica IML di Casarza Ligure. Come sapete un grosso smottamento franoso ne aveva provocato l'inagibilità. Questa mattina il sindaco di Casarza Giovanni Stagnaro ha firmato un'ordinanza con la quale da lunedì una parte della fabbrica e la stamperia riprenderanno la loro attività, consentendo quindi ai lavoratori che si trovavano in cassa integrazione di rientrare sul posto di lavoro. Sentiamo. Quale parte della IML può essere riaperta e quindi tornare in attività? Questa mattina ho firmato un'ordinanza di sblocco dell'ordinanza di inagibilità riguardante una grossa parte del piazzale e del capannone dove insisteva la stamperia. Da lunedì la fabbrica potrà riprendere l'attività anche all'interno di questo capannone molto importante dove c'è il cuore pulsante della fabbrica e nella parte esterna per consentire ai mezzi anche di poter lavorare. Adesso qual è la percentuale di ripresa dell'attività per la IML? Che cosa manca insomma? Manca soltanto la parte sottostante il movimento franoso che è venuto giù durante il brutto evento e quindi direi che un buon 80% è nuovamente agibile. Con l'ordinanza di questa mattina si aiuta anche un buon numero di lavoratori a tornare nella sede della IML? Sì, i lavoratori totali ricordo essere quasi 70 e di cui oggi 25 erano in cassa integrazione e con questo blocco dell'ordinanza consentiremo a una buona parte di questi lavoratori di tornare e al momento è previsto una cassa integrazione per meno di una decina di dipendenti. Adesso per la riapertura totale quali sono i prossimi step? Insomma, quanto tempo bisogna ancora aspettare? Questa è l'ultima fase, è la più delicata perché riguarda la movimentazione anche del materiale, che è un materiale particolare che va trattato con determinate attenzioni e quindi ci aspettiamo dei tempi un pochino più lunghi. Dovremmo chiedere anche a Regione Liguria una collaborazione per verificare dei siti idonei dove portare questo materiale. A partire da domani, 1° luglio, diventeranno 134 le corse andate e ritorno sulle linee ATP esercizio tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Su questa tratta, a meta di numerosi turisti e ospiti, saranno aggiunte ben 24 corse. La scelta nasce dal fatto che la linea 82 di Portofino, pur lavorando a pieno regime, non sia riuscita in passato a soddisfare tutte le richieste. Il rafforzamento del servizio è previsto sino al 31 agosto prossimo. Si è puntato soprattutto all'incremento del servizio serale e notturno. Le altre novità che scatteranno a partire da domani riguardano l'inserimento del servizio bus per San Terenziano nelle linee di Levi con mezzi quindi più piccoli. Sono previste 4 corse per San Terenziano, 2 al mattino e 2 al pomeriggio. Lo stesso orario rispetto alla versione attualmente in vigore è stato migliorato con un passaggio aggiuntivo a Villoneto al mattino per soddisfare sia l'utenza pendolare che quella vacanziera. L'ultima segnalazione riguarda la fiera del 2 luglio a Chiavari. Dalle 20 di domani, domenica 1° luglio, e per tutta la giornata successiva sino alle 24 del 2 luglio sono previste delle variazioni al normale servizio di linea dovuta alla presenza delle bancarelle e alle conseguenze variazioni sul traffico.
E a questo proposito ci introduciamo alle feste patronali che Chiavari e Rapallo si apprestano a vivere nei prossimi giorni. Questa mattina c'è stata un'anteprima a Chiavari con l'offerta dei fiori a Maria nella cattedrale, con la quale ufficialmente hanno preso il via la parte centrale delle celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto. Quest'anno ai piccoli presenti è stato consegnato un dono speciale, un piccolo Vangelo che i genitori potranno leggere loro o che in futuro potranno sfogliare da soli. Sentiamo. Fate conoscere Gesù ai vostri figli, anche se sono piccoli. È l'invito che il Vescovo ha formulato stamani in cattedrale, aprendo le feste in onore di Nostra Signora dell'Orto. Come sempre i bambini e le loro famiglie hanno portato in dono alla Vergine un fiore. Ma il fiore più bello siete voi, bimbi, ha esordito Monsignor Tanasini, circondato da un gran numero di piccoli. I bambini hanno spiegato il perché della loro presenza in chiesa. Per pregare, per tutto quello che ha fatto, perché preghiamo Ave Maria. Maria, che è generosa, ha quindi proseguito il Vescovo, fa a sua volta un regalo a voi, un piccolo Vangelo adatto ai più piccoli. Certo, molti lo leggeranno tra qualche tempo, tuttavia, ha sottolineato Monsignor Tanasini, è il segno che in casa si può già parlare di Gesù. Non abbiate paura, mamme e papà, di parlare di Gesù ai vostri bambini. Leggere il Vangelo, raccontare di Gesù, farlo conoscere, insomma. Ecco, noi oggi prendiamo qui l'impegno di conoscere meglio Gesù, d'accordo? Parlare di Gesù ai propri figli? Molte famiglie già lo fanno, alcune di loro ce ne hanno parlato all'uscita della cattedrale. Che consiglio dare? Come parlare di Gesù in casa? Innanzitutto insegnando le preghiere ai bambini, anche se sono piccolini, magari che ne so, anche il segno della croce, giusto le prime cose. Nel quotidiano, cercando di spiegare come ci si comporta nel rispetto, diciamo, degli altri, molto semplicemente, senza fare discorsi troppo complicati. Stefania, cosa pensi di questo regalo particolare? È molto bello perché questo regalo particolare che insegna cose su Gesù. È bello perché devo anche i bimbi imparare a stare con Dio. E tu come ti chiami? Massimiliano. Tu Massimiliano lo leggerai allora, dice tuo fratello. Ho già letto 2 pagine. Con l'offerta dei fiori a Maria nella cattedrale di Chiavari si entra nel vivo delle feste patronali. Domani domenica 1 luglio, vigilia della festa, Telepace trasmetterà in diretta la Santa Messa delle 10 sul canale 15. Alle 21 torneremo a collegarci in diretta con la cattedrale per la celebrazione dei primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto, presieduti dal Vescovo Alberto Tanasini. Seguirà la notte di adorazione eucaristica. Lunedì 2 luglio, memoria della manifestazione della Vergine al giovane Sebastiano Descalzo. Alle ore 6 saranno celebrate le lodi e la Santa Messa dell'Apparizione, presieduta dal prevosto della cattedrale Don Gian Lorenzo Borzini. Alle 18 la Santa Messa pontificale presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini alla presenza delle autorità cittadine. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Telepace 1 al canale 15. E in occasione delle feste patronali è prevista un'apertura straordinaria del Museo Diocesano di Chiavari. Le visite guidate si potranno effettuare gratuitamente domenica 1 luglio, lunedì 2 e martedì 3 dalle 10 alle 12. Da quest'anno novità importanti hanno arricchito le sale contribuendo così a rendere ancora più interessante la visita al museo. Siamo andati a visitarlo. Che cosa si può visitare nel Museo Diocesano? Ma qui possiamo visitare e guardare qualsiasi cosa a livello artistico, più che architettonico, religioso, di statue in bronzo, in marmo, in legno, abbiamo quadri, abbiamo politici, vesti sacerdotali, abbiamo calici e soprattutto reliquiari, la parte migliore visto che uno di essi ne viene proprio dalla Basilica dei Fieschi di San Salvatore ed è il pezzo forte forse della nostra bella collezione di argenti. E invece per quanto riguarda l'ultimo anno, quali sono le novità? Allora, le novità non sono tantissime ma sono particolari perché è arrivato da noi un quadro dell'Ascito di Elena Bono e ha lasciato già al Museo Diocesano un bellissimo busto in bronzo, meraviglioso in argento. E poi è arrivato un quadro che raffigura l'Annunciazione, un bellissimo dipinto del XVII secolo circa, ambito piemontese, che ha un angelo meraviglioso, delle ali da ammirare
ammirare veramente, perché raffigura quasi una pittura simile a Leonardo da Vinci, per come la vedo io. E poi abbiamo una statua in marmo che raffigura l'Immacolata. È bellissima perché oltre a notare subito proprio l'incisione della data, abbiamo anche un'opera che per tanti anni ha guardato il mare di Portofino e adesso ammira le opere qui del Museo Diocesano, quindi una piccola chicca. Si conclude domani mattina al Santuario di Montallegro la novena dell'Alba, che quest'anno è stata animata da diversi parroci e gruppi provenienti da diverse comunità della diocesi. La Santa Messa delle ore 5 sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15 e presieduta da Don Stefano Curotto, arciprete di Rapallo, con i giovani rappallesi. Alle 16 al Santuario saranno celebrati i primi vespri dell'apparizione. Lunedì 2 luglio, solennità dell'apparizione di Maria al contadino di Canevale Giovanni Chichizzola. Le Sante Messe al Santuario saranno alle 6, alle 7:30 e alle 9. Si svolgerà il pellegrinaggio delle parrocchie di Canevale e San Maurizio di Monti. Alle 10:30 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da Monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche di Papa Francesco. Alle 16 secondi vespri dell'apparizione presieduti da Don Matteo Pretico, e alle 17 la Santa Messa celebrata da Don Stefano Libini. Stiamo vedendo le immagini della novena di questa mattina. Il programma delle feste patronali nella Basilica dei Santi Gervasio e Prottasio a Rapallo prevede invece domani mattina alle 8 l'esposizione dell'Arca Argentea della Madonna, la presenza del Vescovo Alberto Tanasini. Seguirà la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Alle 16 in Basilica ci sarà l'omaggio floreale dei fanciulli alla Madonna. Alle 18 la Santa Messa presieduta da Monsignor Pino de Bernardis. Alle 21 il canto dei primi vespri. Alle 21:30 il concerto del Corpo Bandistico Città di Rapallo. Lunedì 2 luglio le Sante Messe saranno alle 7, alle 8:30 e alle 18. Alle 10 il solenne pontificale in Basilica sarà presieduto dal Vescovo Alberto Tanasini e trasmesso in diretta su Telepace 1 al canale 15. Seguirà alle 12 la tradizionale sparata del panegirico, quest'anno a cura del sestiere San Michele. Alle 18 la messa in Basilica sarà celebrata da Don Gianluca Trovato, rettore del Santuario di Montallegro. Secondo tradizione, la sera del 2 luglio si conclude a Chiavari con il grande concerto in piazza Nostra Signora dell'Orto alle ore 21. Ad animare la platea e il pubblico presente l'orchestra Chiavari Classica, diretta dal maestro Francesco Gardella, che si avvarrà della collaborazione di alcune voci soliste e di una voce narrante. Sentiamo i dettagli del programma. Che repertorio avete scelto? L'omaggio alla Madonna sarà rappresentato dall'Ave Maria di Schubert, famosissima, che aprirà il concerto, e poi, essendo i 150 anni della morte di Gioachino Rossini, abbiamo pensato, in accordo con la cattedrale, di fare un omaggio a questo grande compositore italiano, uno dei più grandi in assoluto, e con il suo capolavoro. Ovviamente non sarà l'opera completa, ma sarà una selezione dell'opera con la sinfonia e tutte le arie più famose, che saranno fatte anche in forma semiscenica. Avremo 4 cantanti di nome: Filippo Pina Castiglioni nel ruolo del Conte di Almaviva, tenore, e Marco Sportelli, basso buffo, nel ruolo del dottor Bartolo. Poi ci sono altri 2 cantanti molto bravi, che sono Anna Delfino nel ruolo di Rosina, soprano, e Bruno Pestarino nel ruolo di Figaro, importantissimo baritono. Oltre a questo ci sarà anche Miro Gatti, un chiavarese molto conosciuto, che farà un pochino da filo conduttore per diciamo, collegare tutta la storia nei vari momenti. È un bel modo anche per concludere questa giornata in cui si fa memoria dell'apparizione di Maria. Sì, la festa è innanzitutto qualcosa che nasce dal cuore e dall'incontro con Maria, che ci porta a Gesù, perché la festa è lì, è la risurrezione di Cristo, l'unica possibilità di festa è di uno sguardo bello, positivo sulla vita, ed è la tenerezza della Madonna che viene a visitare i suoi figli in tanti modi diversi, come testimoniano le tantissime e ancora attualissime apparizioni. Però poi la festa è chiaro che si sviluppa fuori, anche oltre le celebrazioni religiose, diventa un momento bello, si spera, di condivisione familiare, di incontro con le persone e anche di buona musica.
Il concerto del 2 luglio in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari sarà trasmesso in diretta a partire dalle 21 su Telepace 1 al canale 15. Anche la comunità parrocchiale di Castagnelo di Lorsica è in festa per la solennità di Nostra Signora dell'Orto. Quest'anno la ricorrenza coincide con l'inizio dei lavori di restauro della cupola della chiesa, un progetto sognato dai parrocchiani da diversi anni. Domenica alle 17 ci sarà la celebrazione della Santa Messa presieduta da prete Rinaldo Rocche, animata dagli amici del coro interparrocchiale della Val di Malvaro. Seguirà la processione per le vie del paese con i fuochi pirotecnici di saluto alla Madonna. Successivamente sul piazzale della chiesa si terrà un momento di festa allietato dalla musica di Lucio Fulle con un rinfresco offerto dai parrocchiani. Stiamo vedendo una foto della comunità parrocchiale. E andiamo ora invece a vedere sul sito della Radio Vaticana una festa con una sorpresa speciale per il neocardinale Konrad Krajewski. Per festeggiare appunto la nomina cardinale è stata organizzata una festa in Vaticano, una cena insieme ai senzatetto, ai rifugiati e agli ex detenuti. A sorpresa è arrivato Papa Francesco, che vediamo in questa fotografia. Per festeggiare la porpora ricevuta nel concistoro del 28 giugno, il cardinale Krajewski ha organizzato questa festa. Con sua grande sorpresa ha accolto l'arrivo del Papa, che si è accomodato su una sedia rimasta libera nell'ultimo tavolo della mensa usata dai dipendenti vaticani. Neanche il neoporporato sapeva del suo arrivo. Sono venuto per i poveri, non per te, ha detto sorridendo il Papa, e poi ha chiesto. Si è fermato così a cenare insieme ai senza dimora, alle persone povere, ed è rimasto per circa 2 ore parlando con i presenti in modo molto familiare, ascoltando le loro storie spesso di sofferenza e anche di speranza. Il Comune di Chiavari e gli enti del territorio che si occupano di giovani dall'età dell'infanzia all'adolescenza si incontrano ogni anno per fare il punto della situazione e delle azioni approntate sul territorio. Quest'anno il momento si è svolto all'interno del seminario dal titolo Narrazioni, con l'intervento del pedagogista Andrea Marchesi. Un momento di confronto tra amministratori e operatori della rete socio-educativa sugli interventi in atto e sulle possibilità di sviluppo sul territorio a favore delle fasce d'età dall'infanzia all'adolescenza. Il seminario Narrazioni, ospitato nella sala conferenze del Banco di Chiavari, ha messo in rilievo 2 aspetti fondamentali. Il primo, quello che è stato interpretato, che è derivante dall'importante intervento fatto dal dottor Marchese, che ci ha aperto ad una visione diversa della realtà, a guardarne gli aspetti più educativamente rilevanti e soprattutto che ha dato una grossa speranza nella possibilità di un intervento educativo più efficace. Il secondo aspetto è quello di poter fare una valutazione, di avere un resoconto, un report di tutti gli interventi educativi che sono stati fatti sul territorio, molti. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Chiavari, Consorzio Tassano, Ceseco e Villaggio del Ragazzo, che gestiscono il panorama dei servizi socio-educativi ed assistenziali per minori e giovani. Centrale l'intervento del pedagogista Andrea Marchesi. Mi è stato chiesto di raccontare dal mio punto di vista quale potrebbe essere la mission di un servizio rivolto ad adolescenti e giovani. La prima cosa dal mio punto di vista è smettere di cercare di capire, studiare, analizzare chi sono, di cosa hanno bisogno adolescenti e giovani. Il secondo movimento che ho proposto è quello di uscire dai luoghi comuni, dagli stereotipi. Quello che a mio avviso è importante fare è proporre esperienze nelle quali i ragazzi possano mettersi in gioco, possano mettersi alla prova, contribuendo attivamente oggi al presente delle loro comunità, affinché queste esperienze poi segnino il loro percorso di crescita, il loro percorso di formazione. In occasione delle festività patronali a Chiavari, tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate resteranno chiusi nella giornata del 2 luglio. Martedì 3 luglio l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Chiavari aprirà all'utenza nella nuova sede in Corso De Micchiel 79 con i consueti orari, dal lunedì al giovedì dalle 8.50 alle 12.50 e dalle 14 alle 15.30, il venerdì solo al mattino. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani e poi tutti gli ultimi aggiornamenti.
Vietato salvare, il titolo in primo piano su Avvenire. Al Consiglio l'Italia punta i piedi ma ottiene poco, soltanto intese volontarie mentre si ribalta una nave con oltre 100 migranti e potremmo dire il naufragio dell'Europa. L'accordo mette al bando le ONG e i libici raccolgono cadaveri di bambini, di fianco la drammatica immagine di un recupero in Libia. All'interno del giornale, poi, in Nigeria sono islamici, un imam salva 262 cristiani, fuggivano dai fulani, li ha accolti in moschea. Una bella storia quindi di aiuto e solidarietà. Paritarie, prof di serie B, l'Unione Europea avvia un'indagine, è stata accolta la petizione firmata da 1000 docenti, dunque si continuerà a parlare di questa problematica. Ora in primo piano sul secolo XIX, ancora i migranti, dall'intesa allo scontro, Conte soddisfatto per l'accordo sui centri di accoglienza, Macron lo gela, non saranno da noi. E poi il naufragio in Libia, 3 bimbi morti, 100 dispersi. La prima pagina del Levante, si continua a parlare di sanità, Lavagna potenzia il pronto soccorso, le day surgery spostate a Rapallo. L'assessore Viale illustra le linee guida, a Sestri Levante nascerà un percorso oncologico completo. E intanto nel Tigullio parte domani la guardia pediatrica, sarà attiva sino al 26 di agosto. La cronaca, stroncata da malore mentre sta nuotando, trovata morta in mare, successo a Cavi di Lavagna, l'allarme dato da un canoista davanti ai bagni Marinella. Si tratta di una donna di 69 anni rinvenuta accanto ad una boa. E infine Chiavari, lavori abusivi al circolo del biliardo, assolto Antonio Rodà. Secondo il comune il locale era soltanto un magazzino, nelle sale furono installati un bar, rastrelliere e tavoli gioco. Per le ultime notizie andiamo in redazione, per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Notizia di cronaca, i carabinieri hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo com'è andata. Durante un posto di controllo a Chiavari è stato fermato uno scooter con a bordo 2 persone. Non appena il passeggero è sceso, si tratta di una 41enne, il conducente, un italiano di 20 anni, è fuggito. Le ricerche hanno consentito di individuarlo nella sua casa di San Colombano Certenoli e durante la perquisizione sono emersi circa 75 grammi di marijuana nascosti nell'armadio della camera da letto, un bilancino e strumenti per il confezionamento della droga. Il ragazzo è stato denunciato anche per guida senza patente perché mai conseguita e la donna, italiana con precedenti, è stata denunciata per il reato di favoreggiamento personale. Infatti mentre l'uomo fuggiva lei sosteneva di non conoscerlo mentre in realtà erano conviventi. Infine l'arrestato utilizzava 2 gruppi WhatsApp per scambiare informazioni in tempo reale sui posti di blocco delle forze dell'ordine. È tutto, a te Cristina. Bene, grazie. E ora vediamo sul nostro sito internet una notizia che fa riferimento ad un riconoscimento che è stato attribuito all'Associazione Radio Club Levante, che ha ottenuto l'attestato di pubblica benemerenza per l'attività di soccorso svolta in occasione dell'alluvione del 2014. Una delegazione di volontari dell'associazione si recherà a Roma il prossimo 5 luglio nella sede del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per ritirare l'importante riconoscimento dalle mani del capo dipartimento Angelo Borrelli. Stiamo vedendo una foto. Ricordiamo inoltre la terza prova del Palio Remiero del Tigullio che si svolgerà domani e che toccherà Zoagli, una prova attesa, tutto è pronto per un nuovo pomeriggio di emozioni legate al mare. Ancora una volta scenderanno in acqua equipaggi di varie categorie, dei gozzi in vetroresina, gli affascinanti scafi in legno da 22 palmi, capolavori dei maestri d'ascia del Tigullio. Come sempre Telepace riprenderà anche questa prova che sarà poi riproposta il giovedì alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85. Si conclude così questo appuntamento con l'informazione. Il nostro telegiornale torna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata, buona domenica e buone feste patronali.